Benvenuti amici della Lega Calcio 8, alla Stella Azzurra si gioca la sesta giornata, è Checco dello Scapicollo contro Selezione Romana Mediolanum. Attacca la selezione, adesso tiene palla Morelli, appoggia per Gentile, controllo, Gentile, rete! Subito 1-0 della Selezione Romana, grandissimo destro di Gentile dalla distanza, 1-0. Ancora Morelli va da solo, passa in mezzo a due, Morelli, grande azione, prova il pallonetto, Avallone, miracolo di Alessio Avallone. Attacca il Checco, Brunetti rischia di perdere palla, invece riesce a servire Simonetti con il sinistro, grandissimo gol di Simonetti, battuto il portiere avversario, che gran gol, 1-1. Attacca la selezione, tiene palla Amaldi passa in mezzo a due, grande spunto, messo giù, calcio di punizione per la selezione romana. Sul pallone va Gaetani con il sinistro, sul primo palo, 1-2, passa in vantaggio la selezione. Non ne sente da colpo il portiere. Parte Maramao con il destro, respinta del portiere, mischia, riesce a liberare l'area la selezione. Ancora calcio piazzato per gli uomini in maglia verde. Parte Brunetti, palla dentro, incrocio dei pali. Palla Amaldi dentro per Zegza, è solo Zegza, vuole saltare il portiere, Zegza fuori. Lancio lungo a cercare Maramao, grandissima palla dentro per Cola, è solo palo di Cola. Ancora Maramao con il mancino, fa tutto da solo, Maramao, cicca il tiro, diventa un assist per Bugsi, salvataggio sulla linea, che brivido. Maramao di testa, appoggia, Cola, la tiene, fa la sponda, appoggia per Simonetti di sinistro sul fondo, che brivido ancora. Parte Brunetti, lancio lungo a cercare la torre, Cola gira, pallone in calcio d'angolo, grande intervento dell'estremo. Rimessa laterale, palla dentro, mischia ancora Bugsi sul palo. Ci prova ancora il Checco, ma non c'è più tempo, finisce qui a sorpresa, la selezione romana Mediolanum batte il Checco dello Scapicollo 2-1. Siamo indietro perché abbiamo collezionato una serie di pareggi che insomma non erano del tutto veritieri. Esprimiamo un calcio bello sostanzialmente che però fino adesso non ha portato i suoi frutti. Finalmente è arrivata questa vittoria importante, la partita più importante forse, e ci rilancia sicuramente con il morale. Sapevamo che la partita era difficile e sappiamo pure che le squadre sono tutte forti, non c'è stata una squadra debole in questo girone. Ci siamo mangiati 2 o 3 gol, abbiamo preso 2 pali, incrocio. E quindi era una partita che il risultato ci può stare, ci stava il pareggio, ci poteva stare la vittoria nostra, è stata la vittoria loro che è giusta perché sono una squadra fortissima veramente. Prima di tutto devo fare i complimenti a loro perché sono stati veramente una squadra combattiva, sembravano tutte mosche, ci venivano sempre a pressare, venivano su tutti i palloni, quindi devo fare i complimenti a questa squadra che ci ha messo in difficoltà, forse non ce l'aspettavamo tutta questa aggressività al primo tempo. Poi però non posso rimproverare niente alla squadra perché la squadra ha giocato, abbiamo preso 2 pali, un incrocio dei pali, una bella parata del portiere loro.